Assieme ai vari trattamenti e quindi al diserbo, anche per ridurre i passaggi in campo, abbiamo inserito in fase di accestimento un fungicida perché, come ripeto, avevamo delle pressioni infettive. Abbiamo inserito un fungicida della Diachem, il Blaze Ultra, assieme a Stimuter e Pentac 5 Ala. E come potete ben vedere anche l'omogeneità, magari ce ne parlerà anche l'amico Pedrazzini, l'omogeneità del prodotto, che quindi è segno di alta produttività. Prego. Grazie mille Arnaldo e buongiorno a tutti, sono Andrea Pedrazzini, responsabile tecnico operativo e coordinatore del team tecnico, e ringrazio ovviamente l'azienda Luxardo che ci ospita. Sì, come hai detto bene Arnaldo, abbiamo utilizzato qui due prodotti, due differenti tecnologie ma entrambe innovative e anche esclusive di Diachem, perché hai detto bene, abbiamo usato Stimuter che cos'è? Un biostimolante CE, quindi a livello europeo registrato nel 2025, quindi Diachem ha deciso di investire nella registrazione come dossier, come biostimolante a tutti gli effetti. E Stimuter nasce dall'esperienza di Pireco, l'azienda che ormai ha acquisito da tanti anni Diachem, è specializzata in prodotti a diversi componenti di estratti vegetali, macro e microalghe. In particolar modo la microalga, la clorella, caratterizza il prodotto perché applicato a livello fogliare nella fase di accestimento riesce a predisporre al meglio la pianta e soprattutto andare a sviluppare l'apparato radicale in una fase sicuramente importante. Questo grazie alla presenza di diversi amminoacidi, tra cui arginina, metionina, ma tanti altri, e il triptofano sono tutti i precursori che vengono utilizzati da parte della pianta per lo sviluppo radicale. Quindi 5-6 litri ettaro come dose di impiego, ma in questo caso è stato utilizzato anche un prodotto, diciamo sì, innovativo, che però conosciamo da ormai diversi anni, diciamo consolidato, il Penta 5 Ala. Perché? Perché il Penta 5 Ala fa parte del gruppo degli acceleratori di fotosintesi, ovvero l'ALA è l'amminoacido, il 5-aminolevulinico, che è il precursore della clorofilla, o meglio, per precisare, è il precursore del tetrapirrolo che poi, legandosi al magnesio, va a costituire la clorofilla. Quindi cosa succede quando diamo l'ala alla pianta? Innanzitutto abbiamo un'accelerazione della fotosintesi durante il giorno. Quindi scusa se ti interrompo. Quindi questa omogeneità della spiga è dovuta al 5 Ala, cioè al Pentac? È dovuta soprattutto al 5 Ala, applicato, consigliamo le applicazioni con 2 timing di impiego, 1,5 litri, poi ribattuto un altro 1,5 litri. No, 1 e 2 che abbiamo sì. ridotto i costi. Sì, abbiamo. Sì. In fase di, comunque le 2 applicazioni sono consentite e diciamo consigliate, grazie uno alla miscibilità del prodotto, compatibilità con gli altri prodotti utilizzati normalmente in campo, e sì, abbiamo una spinta dal punto di vista fotosintesi, ma cosa succede? Un contenimento poi della respirazione durante le ore notturne, e questo significa un bilanciamento poi dei processi fisiologici della pianta. L'obiettivo principale, come diceva Arnaldo, è proprio ottenere una pianta uniforme come crescita, omogenea, e poi ovviamente predisporla al meglio per andare a assorbire gli elementi nutritivi, ma soprattutto predisporla per la resa in termini di qualità e anche per diciamo quelle che potrebbero essere le avversità da contenere. Quindi se una resistente pianta, agli stress. assolutamente sì, una pianta sicuramente più omogenea come crescita, più sviluppata, andrà sicuramente a resistere al meglio nelle fasi cruciali da qui fino alla raccolta.